Sì, il consultorio di età evolutiva, dopo il percorso che è stato fatto a causa dell'incendio di Montello, abbiamo deciso di farlo all'interno dell'ospedale e avevamo degli spazi importanti. Devo ringraziare tutti gli operatori perché in questo periodo si sono adattati ad andare a lavorare con i servizi in varie location dell'azienda. Oggi siamo qua, uno spazio importante dove appunto riusciamo a tenere sia il consultorio familiare che il servizio di età evolutiva e soprattutto servizi che lavorano insieme, e per dare una risposta che dice che non ha senso portare all'interno di un ospedale un servizio di questo tipo, rispondo che questi servizi seguono minori con difficoltà, quindi abbiamo bisogno anche della neuropsichiatria infantile e guarda caso che è in ospedale. E poi donne anche in gravidanza a basso rischio o medio rischio, e per fortuna qui vicino abbiamo il reparto di ostetricia e ginecologia, quindi è un'integrazione sostanzialmente, e la territorialità viene mantenuta perché, come avete potuto vedere, gli ingressi, i parcheggi e tutti sono sostanzialmente divisi da quello che è la struttura ospedaliera, quindi secondo me è un risultato bello che dà respiro e modo di lavorare con comfort ai nostri operatori e contemporaneamente un comfort anche per l'utenza. Ci può dire qualche numero? Certamente li leggo perché la mia memoria facciamo 14.742 prestazioni, seguiamo 2.491 utenti, nell'area psicosociale per quanto riguarda il consultorio 5.103 colloqui, per quanto riguarda invece il servizio di età evolutiva facciamo 20.766 prestazioni e abbiamo 2.253 utenti in carico, che sono ovviamente minori. Quindi un servizio che lavora molto e che, viste i tempi e le difficoltà che si creano oggi, come abbiamo visto, andremo ad aumentare ovviamente anche il lavoro, però con spazi di questo tipo riusciremo ovviamente a prendere in carico tutte le persone che si presenteranno o arriveranno in servizio.